Allora, per quanto riguarda la dottoressa che è venuta a casa con altre due dottoresse, all'improvviso, e io non c'ero a casa, l'ha detto a mio padre, mi manda il dottor Carta. Ma si vuole dire, e chi cazzo è questo dottor Carta? Con quale autorità manda le persone a casa così? Ma lui, questo dottor Carta, le conosce le leggi quali sono? Tu, carissima dottoressa, le conosci le leggi quali sono? O vuoi che ti dia una rinfrescata? Lo sai a cosa stai andando incontro dicendo queste cose? Lo sai che per poter andare in un'abitazione così all'improvviso ci vuole 1. Un provvedimento da parte del giudice, 2. Un certificato medico, 3. Ci vuole un provvedimento da parte del sindaco, e se tu non hai queste cose io ti denuncio, a te oltre che ti arrestano, ti radiano anche dall'ordine, oltre al fatto che vieni diffamata. Le sai queste cose? Cosa ti stai sognando? Ma poi un'altra cosa, ancora un'altra cosa. Ma tu sei una di quelle che è convinta che se tu vedi sintomi di infarto, che è un infarto? Non è che pensi che può essere un'angina? O confondi l'infarto con l'angina? Perché tu sei convinta che se uno che ti brevetta la ruota poi ti dice che quello è un infarto, che è un infarto veramente? Perché non può essere un'angina? Che differenza c'è? Sono uguali, i sintomi sono gli stessi, è solo che una cosa è transitoria e l'altra no. E l'altra invece produce dei danni permanenti. O vuoi che ti dia una rinfrescata anche sul tuo campo? Allora, prima di fare certe cose, pensaci non una volta, 1000 volte, e che sia l'ultima volta che ti presenti a casa mia. Adesso mi dovrai produrre il certificato medico, il provvedimento da parte del sindaco e il provvedimento da parte del giudice, altrimenti ti faccio arrestare, ti faccio radiare dall'ordine. È chiaro?